firma con il ministro Roberto Calderoli delle preintese in materia di sanità, protezione civile, professioni e previdenza integrativa. Elezioni regionali, Vannaci accende Musile, più illuminazione per la sicurezza contro delinquenti e baby gang, e poi la stilettata Zaia, non sono solo un militante ma il vice segretario del partito. E per le regionali del 23-24 novembre prossimi è stato costituito un apposito comitato tecnico scientifico per monitorare il voto e per elaborare statistiche e proiezioni e tenere monitorata l'affluenza alle urne. Attimi di paura nel primo pomeriggio a Piazzale Roma, quando un uomo ha tentato di gettarsi dalla terrazza dell'autorimessa comunale. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e SUEM. 5 kg di marijuana nel trolley e fingeva di non sapere nulla. I carabinieri hanno arrestato a Mestre un 33enne straniero. La droga sul mercato avrebbe fruttato circa 40.000 euro. Un bus con diversi studenti di Portogruaro va fuori strada e finisce in un fosso. Paura nel pomeriggio a Sesto al Reghena. Diversi contusi e i feriti, uno è grave. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli, ma come ogni martedì in primo piano il nostro sondaggio di oggi, che è dedicato alla politica, autonomia del Veneto. Oggi la firma della preintesa su 4 materie: sanità, protezione civile, previdenza complementare e professioni. Il centrosinistra va all'attacco e parla di una forzatura gravissima alla vigilia del voto. La coincidenza elettorale fa esplodere la polemica. Resta la battaglia di tutte le battaglie tra passi in avanti, lunghi periodi di stop e promesse. Vi chiediamo, a 8 anni dal referendum, dunque, autonomia del Veneto, ci credete ancora? Potete rispondere con le consuete modalità chiamando ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del sondaggio verrà reso noto come sempre nel corso di Ring questa sera in diretta a partire dalle 21. Ma continuiamo con la politica, perché è in corso al Palageox di Padova la kermesse di chiusura della campagna elettorale della coalizione di centrodestra che candida Alberto Stefani alla presidenza della regione. Hanno già parlato Franco Roccon, Luca Zaia, il candidato Stefani. Sta parlando ora il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Secondo l'ordine degli interventi dovrebbe tra non molto parlare anche il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, il segretario della Lega Salvini ed infine la Premier Giorgia Meloni, che chiuderà appunto questa cerimonia di chiusura della campagna elettorale di Stefani. Ma restando sempre nel centrodestra, questa mattina a Venezia è stata firmata con Roberto Calderoli la preintesa in materia di sanità, protezione civile, professioni e previdenza integrativa. Sentiamo. L'accordo c'è, la firma pure. A Palazzo Balbi il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il presidente della regione Veneto Zaia hanno siglato la preintesa sull'autonomia relativa a 4 materie: protezione civile, professioni, previdenza integrativa e sanità. Il mio obiettivo entro la fine della legislatura aver visto approvate le intese su queste 4 materie e definito i LEP sia nelle materie del federalismo simmetrico sia in tutte le altre. È una firma storica, visto considerato che non c'è solo una questione di competenze per le 4 materie, ma anche la volontà di dire che si inizia con un modello che poi potrà essere replicato in futuro per arrivare alle 23 materie. L'accordo prevede la possibilità per la regione di decidere in autonomia di stanziare i finanziamenti, cambiamenti prevalenti per protezione civile e sanità. Riguardo alla protezione civile, la prima cosa che abbiamo fatto è metterci le risorse nel fondo delle emergenze regionali. Le regioni avranno le risorse per affrontare
anche in proprio quelle emergenze che abbiano carattere regionale. Ciò disciplina anche la possibilità che sia il Presidente stesso a emanare le ordinanze, diminuendo dunque i tempi di intervento in caso di catastrofi o calamità. In materia sanitaria la possibilità di avere una maggiore possibilità di manovrabilità rispetto all'utilizzo di quelle risorse che oggi hanno dei vincoli e dei limiti in ogni ambito e settore sanitario. C'è concretamente la possibilità di liberare 300 milioni di euro dal bilancio regionale, risorse che oggi non sono nella nostra disponibilità per investire nella sanità e nel sociale. Se di accordo storico parla il Presidente Zaia, il candidato Presidente alla Regione per il centrosinistra Giovanni Manildo lo definisce un marketing politico. L'unica eccellenza di Zaia, punzecchia, proclami, rinvii e l'ennesimo bluff di fine campagna. Manildo fa così eco a Occhiuto, Presidente della Regione Campania, che aveva parlato di mero accordo politico, ma rincarando la dose. In questi anni i veneti, dice Manildo, hanno creduto nella possibilità di un'autonomia vera, ma le promesse sono rimaste tali. Questo è un accordo che poi si concretizza da una firma politica a un fatto amministrativo che ha valenza giuridica con l'approvazione poi finale in Parlamento. Siamo finiti in Corte Costituzionale, abbiamo battagliato un anno per poter fare il referendum, abbiamo celebrato il referendum, abbiamo avuto più di qualche governo che ha fatto finta di ascoltarci e adesso arriva questo governo, ci porta le 4 materie e non capisco per quale motivo dovremmo lamentarci. Ed ancora politica, regionali, Roberto Vannacci accende Musile, più illuminazione per la sicurezza contro delinquenti e baby gang, ha detto oggi in un incontro elettorale, vediamo. Vannacci è arrivato a Musile per sostenere la candidatura di Silvia Susanna alle regionali Punzecchia Zaia a distanza. Non sono un militante come tanti, sono il vice segretario di partito, dice Piccato, mentre apre il suo intervento ripartendo dal tema che la Lega considera da sempre identitario, la sicurezza. La sicurezza non è fatta solamente di polizia e carabinieri, che sono elementi fondamentali, ma non sono gli unici. E giustamente qua abbiamo un sindaco che non reagisce come il sindaco Sala, che demanda a polizia e carabinieri il problema della sicurezza, ma è un sindaco che ha investito parte delle risorse in sicurezza, con un metodo che è uno dei metodi complementari, ma ce ne sono tanti altri. La sicurezza non è solamente attività condotta dalle forze dell'ordine. Sicurezza intesa come riaccendere le luci delle vetrine rimaste vuote per troppo tempo, sicurezza anche come illuminare città che lui definisce troppo buie e finite nelle mani di delinquenti sbandati e baby gang, sostiene. È illuminazione nelle città. È il fare una palestra. È un Vannacci contro tutti, quello che si presenta ormai agli sgoccioli della campagna per il voto regionale veneto e punta dritto allo scontro anche con Ursula von der Leyen e contro il continuo riarmo a Zelensky. Nell'ambito del Parlamento europeo la Lega e il sottoscritto sono tra i pochi a aver votato contro il Rearm Europe, contro il Green Deal, contro questa commissione che vuole la guerra ad oltranza e contro la Presidente della Commissione. Infine il suo appello a non disertare le urne. Votare vuol dire decidere del proprio futuro, decidere del proprio destino. Anzi, se non si va a votare, si dà più potere e più valore a quelli che andranno a votare. Ecco, continuiamo con la politica, torniamo al Palageux di Padova dove è salito poco fa sul palco il segretario della Lega, Matteo Salvini, sentiamo. Sentivo Luca e Alberto, oggi è una giornata che per tutto il centrodestra, per tutto il Veneto, mi permetto di dire in particolare per la Lega, dopo 30 anni di battaglie, di impegni, di gazebo, dal Monviso a Venezia e referendum, la firma per l'intesa per l'autonomia è un passaggio storico di libertà, di modernità, di progresso e di innovazione. Quindi grazie ai 2 milioni di veneti che ci hanno permesso di arrivare fino a qua. Stamattina ero a Cortina, nessuno credeva che dopo 70 anni saremmo riusciti a riportare le Olimpiadi in Veneto e in Lombardia. Ci siamo riusciti e la vittoria l'abbiamo fatta nella maniera più incredibile, giocando in trasferta, perché la Lega ci è riuscita quando era al governo coi professionisti del no, coi signori 5 Stelle. Ebbene,
grazie alle Olimpiadi. Ecco, allora le parole di Salvini, naturalmente torneremo nei nostri approfondimenti di prima serata a sentire gli interventi. Intanto in Consiglio regionale un comitato tecnico e uno scientifico per gestire l'andamento delle elezioni sono stati allestiti con il contributo dell'Università di Padova e U-Trend. Elezioni alle porte, il Consiglio regionale si prepara a ricevere i dati delle votazioni, affluenza, quantità di persone al voto, percentuali. Gli exit poll saranno gestiti in questa tornata elettorale da un comitato tecnico e uno scientifico, tra cui Università di Padova e U-Trend. Nell'occasione di queste elezioni l'Università, con questa componente interdisciplinare nel comitato scientifico, si propone di analizzare l'andamento delle elezioni e con questo strumento nuovo algoritmico anche l'uso degli aspetti informatici e del pensiero informatico per arricchire questo studio anche con un software. Entrerà subito dopo che ci saranno i primi dati per commentarli, per provare ad approfondire un po' le analisi, provare a renderli divulgabili per chiunque, comprensibili per chiunque. Cercheremo di portare un po' di mappe, un po' di analisi originali, quando ovviamente i dati però inizieranno ad arrivare. Sarà dunque il Consiglio regionale a raccogliere l'andamento dello spoglio. La presenza del comitato scientifico porterà all'elaborazione di quelle che, come ho detto prima, sarà la fotografia del Consiglio regionale della 12ª legislatura. La cronaca, ora attimi di paura nel primo pomeriggio a Piazzale Roma, quando un uomo ha minacciato di buttarsi giù dalla terrazza dell'autorimessa comunale. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale ed il SUEM 118 pronti ad intervenire, ma fortunatamente dopo circa un'ora sono riusciti a convincerlo e farlo desistere dall'intento. 5 kg di marijuana nel trolley e fingeva di non sapere nulla, arrestato dai carabinieri. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Venezia, insieme al nucleo operativo e radiomobile di Mestre, hanno arrestato un 33enne straniero presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto trascinando un trolley voluminoso. Fermato per un controllo, ha mostrato subito evidente nervosismo, dichiarando di non sapere cosa contenesse il bagaglio e sostenendo di non conoscere nemmeno il codice di sblocco. Una volta aperta la valigia, i militari hanno trovato 2 grossi involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 5,2 kg, oltre a un telefono cellulare, tutto posto sotto sequestro. Secondo le stime, la droga immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 40.000 euro. Il 33enne è stato condotto nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia su disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed ancora cronaca, un bus con a bordo 20 studenti di rientro da alcuni istituti scolastici di Portogruaro è finito nel fossato laterale dopo un violento impatto con una vettura a Sesto al Reghena in provincia di Pordenone. Il mezzo è rimasto in bilico appena oltre la carreggiata, l'autista ha riportato leggere ferite, trasportata al pronto soccorso con l'elicottero anche la donna che era alla guida dell'auto, è in gravi condizioni, feriti alcuni dei ragazzi, uno è stato trasportato in elicottero all'ospedale e altri studenti sono stati comunque sottoposti a consultazioni mediche prima di essere riaffidati ai genitori. Cresce la fascia di popolazione sopra gli 80 anni, SPI-CGIL chiede di investire su case di riposo ma anche su assistenza domiciliare. Se guardiamo l'invecchiamento, che è un dato oggettivo, le province messe peggio sono la provincia di Rovigo e la provincia di Belluno, dove abbiamo più anziani. Dopo Rovigo e Belluno arriva subito Venezia. Rispetto alle case di riposo abbiamo avuto un aumento esponenziale, diciamo, delle rette, ancora di più rispetto alle altre province, e anche qui c'è una carenza di posti letto, quindi il bisogno, diciamo, di assistenza è abbastanza elevato. In provincia di Venezia ci sono infatti 73
53.000 ultraottantenni, circa il 9% della popolazione. Di questi oltre 29.000 non autosufficienti. Lo rivelano i dati diffusi dallo SPI-CGIL, che ha lanciato mobilitazioni in tutta Italia per chiedere specifiche misure di tutela. Chiediamo da subito che venga fatta una legge regionale, ad esempio sul riconoscimento dei caregiver, quindi dei familiari che curano i propri familiari non autosufficienti, ma anche altre disposizioni legate alle assistenti familiari, le cosiddette badanti. Chiediamo anche più posti letto nelle case di riposo, perché oggi il fabbisogno è molto più elevato, ci sono circa 3.000 persone che stanno aspettando di entrare. Chiediamo anche che vengano calmierati i prezzi delle rette, che negli ultimi 3 anni sono aumentati in maniera esponenziale, ma anche che le rette vengano commisurate alla situazione di gravità della persona che entra nelle case di riposo. Da una parte dunque per la nostra regione serve una riforma del sistema delle RSA, dall'altra invece, sostiene Biancardi, potenziare la rete dell'assistenza domiciliare. I numeri però sono destinati a salire nei prossimi anni. Ne abbiamo visto che aumenterà sia la popolazione anziana ma anche non autosufficiente circa del 12%. Pensiamo che da qui al 2030 non manca tanto, sono solo 4 anni, quindi è una proiezione che è già di per sé allarmante vista la situazione, soprattutto per il fatto che ad oggi, se guardiamo la Regione Veneto, non ha dato delle risposte lungimiranti. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata. Come sempre subito dopo la sigla l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci.